Giorno 26 è Dioscuri by Palace, l'ultimo libro di Angelo Cinque, ne parliamo con lui. Esce, vede la luce, l'ultimo libro che ho scritto dal titolo Voci di Furno. Questo libro è particolare perché non nasce come scrivere un libro per impostare una scrittura di qualche cosa, un racconto. Nasce come un progetto teatrale per riportare alla la memoria della tragedia mineraria di Cozzodisi del 4 luglio 1916, una delle più grosse tragedie minerarie italiane, e portare quelle voci di quella gente che è morta là sotto. Ricordiamo che sono morti 89 minatori, 34 feriti, tanti carusi, e ricordarli per dare una memoria a un fatto che ha colpito tutta la nostra comunità. E devo dire che questo libro, quando io ho iniziato a scriverlo, è nato il 28 di dicembre dell'anno scorso, proprio portando nel Palazzo Bastiglia di Casteltermini una azione scenica di Ciao la scopre la luna sul rapporto tra Pirandello e lo zolfo. In quell'atmosfera particolare, e lo metto proprio in prefazione del libro, è come se uno ritornasse indietro nel tempo, per cui ho voluto scriverlo fortemente. Spero di realizzare, e sono convinto che ci riusciremo con i ragazzi della Concordia, uno spettacolo molto toccante proprio su questo evento. E tutta una prima parte del libro è stata impostata in questa maniera, proprio come libro, come ricordo, come dati storici e tutto il resto, anche perché ho fatto delle ricerche su tutta quella che è stata la vicenda, e poi passare a quello che è proprio un copione da teatro. In questo devo dire, e ringrazio tantissimo, ho avuto la collaborazione di un grande maestro argentino che mi ha fatto tutte le musiche originali, lui e suo figlio Pietro, suo figlio Marco. Io parlo di Pietro Puma e suo figlio Marco. Mi hanno fatto delle musiche che, se le parole commuovono, io ho scritto i testi, ma le note si sono associate a questo. Infatti ho voluto che venisse anche lui, perché è il mio braccio destro in questa avventura. Marco, Pietro, te. Pietro, ecco la tua collaborazione in questo evento. Intanto, Arturo, vorrei ringraziare Angelo Cinque, l'autore di questo magnifico libro, di questo magnifico racconto di una storia vera accaduta, per darmi la possibilità di scrivere di queste musiche che ho scritto su questo libro, quindi legandomi a quello che ha detto lui poco fa. Scusate la mia emozione, già questa storia mi emoziona già quindi abbiate pazienza. Allora, per poter scrivere la musica di questa storia vera non è stato facile per me, perché ho dovuto trasformarmi in minatore e sono dovuto scendere in profondo di queste voci nella miniera e cercare queste voci con la mia fantasia, con la mia preparazione musicale, con le mie sensibilità, e chiudendo gli occhi ho visto tanti occhi sbarrati che mi guardavano in silenzio in quel momento, e tutto a un tratto queste figure le ho viste che si arrampicavano e proprio che volevano raggiungere come dire, aiutami a dire questa parola, la luce, ecco, volevano vedere la luce e respirare l'aria fuori, però non erano capaci di arrivare, non arrivavano a uscire fuori, al che mi sono svegliato in questa meravigliosa storia e ho scritto queste musiche che spero di essere stato all'altezza di questo importante progetto di Voci di Furno, questo libro che ha scritto Angelo Cinque. Grazie a tutti. Come avete ascoltato Pietro, ci siamo ritrovati una notte alle 4, tutte e due a lavorare sulla stessa cosa. Lui erroneamente si collegò sul telefonino e io ero sveglio che lavoravo su quella cosa. La cosa che voglio dire è che giorno 26 faremo una prima presentazione
che avrò il piacere che sarà presentato proprio da Margherita Trupiano, che è una grandissima professionista e che saprà dare le giuste emozioni, le giuste intonazioni a quella che è la presentazione. Ma noi porteremo Voci di Furno il 4 luglio nella commemorazione proprio dell'evento, e devo dire che la faremo anche qualche azione scenica, la faremo al Palazzo Bastiglia di Casteltermini, che era la dimora storica dei conti Gaetani, proprietari della miniera Dogo Salesi, per cui meglio di così non si potrebbe. Speriamo poi di poter vedere un bello spettacolo anche nei teatri o nelle altre parti.